Aldeno Marco, vittoria esterna per i ragazzi del Roveretano. La partita è sbloccata già al quarto d'ora con un gol di Bernardi, mentre poco dopo l'Aldeno non ha la stessa fortuna, nonostante l'intensità messa in campo. La ripresa riparte subito alla grande, con lo 0-2 contraddistinto da un autogol clamoroso di Baldessarini, tutto nato da uno svirgolone del terzino. I locali non ci stanno proprio, e almeno il gol di Giovanazzi mette in mostra l'orgoglio. L'espulsione di Bernardi, autore del vantaggio, è l'episodio finale. Vince il Marco 2-1. Azzurra Montebaldo. Bella vittoria per la Montebaldo. Partenza a lampo degli ospiti che trovano subito il vantaggio con Sartori. L'Azzurra prova a rispondere, senza però rendersi particolarmente pericolosa, e a segnare è Folladori tra gli ospiti per il parziale 0-2. Alla mezz'ora i locali sbagliano un rigore con Rigotti. La ripresa rimane alta di intensità e gli ospiti vanno vicini allo 0-3 con Manica fermata dal palo. Il triplo vantaggio arriva comunque grazie a Sartori di testa. Piffer prova a scuotere i locali, ma l'arbitro fischia la fine. Termina 0-3. Cristore Volano. Tra le outsider la spuntano gli ospiti. Il vantaggio arriva all'ottavo per il Volano, con il gol di Raffaelli. La Cristore è comunque sempre propositiva, e al 31esimo Colazzo raccoglie un lancio lungo e deposita il pallone in porta con un pallonetto. La seconda frazione riparte forte, e al 56esimo il Volano può raddoppiare, ma Muollo si fa parare il rigore. Gli ospiti non si fanno pregare l'occasione successiva, e al 62esimo proprio Muollo segna il vantaggio. Il Volano vuole arrotondare ma non riesce, finisce 1-2. Dolasiana Garibaldina. Sorprendente stop per la Garibaldina. Un'ottima Dolasiana, insolitamente propositiva, parte nettamente sfavorita ma riesce a giocare una grande partita, trovando il vantaggio al 12esimo con Merci di testa. Gli ospiti si impegnano ma nel primo tempo non sono efficaci. Nella ripresa invece Fontana la rimette in parità con un pallonetto. Al 69esimo arriva il nuovo vantaggio dei locali. Un rigore di Venturini fa esplodere la tribuna. Al 90esimo arriva però il solito Oxeca che su punizione gela l'entusiasmo e regala un punto piuttosto faticato. Finisce 2-2. Spormaggiore Leno. Sorprendente vittoria interna per i locali. Non scende in campo la solita Leno e infatti nel primo tempo passa in vantaggio lo Spormaggiore con un rigore di Condini. Al 45esimo Michele Pezzato non ci pensa due volte e su un disimpegno errato mette dentro il pareggio. Gli ospiti alzano il ritmo nella ripresa e soffrono un po' i padroni di casa che cercano di metterla sulla fisicità. Il pressing della Leno si affievolisce con i minuti e a 5 della fine Andrea Tanel mette un cross per Stoker che insacca per il 2-1 finale. Trambileno TNT Montepeller. Vincono i locali per 2-1 questo match. L'avvio è subito molto conteso con diverse occasioni per parte, ma al 30esimo Simonetti lancia per Gallo che è freddo a insaccare il vantaggio per i locali. I locali provano a raddoppiare, ma si va a riposo sull'1-0. Al 47esimo arriva il pareggio un po' inatteso per gli ospiti, che segnano con Genetti. La partita è un continuo cambio di fronte, ma le due squadre sono poco lucide. La situazione si sblocca solo nel recupero. Fontanelli calcia da fuori, palo gol e al 92esimo il Tramileno strappa i 3 punti. Valpeio Sacco San Giorgio. Pur con gli uomini contati, i locali strappano un soffertissimo pareggio. Come prevedibile, il Sacco cerca di proporre gioco offensivo con continuità, così la difesa del Valpeio, costretta ai miracoli, ne soffre al fronte offensivo. I padroni di casa provano ad alzare il baricentro con un altro attaccante nella ripresa, ma il Sacco prosegue imperterrito l'assalto alla porta avversaria. Passano i minuti e i vari tiri, cross e calci piazzati risultano poco efficaci. Il match termina 0-0, con grandi rimpianti per gli ospiti.